Quartiere di Santa Croce Bigolina. Avevamo raccolto la voce dei residenti che chiedevano di mettere fine alla cronica scarsa manutenzione dei marciapiedi. Il comune li ha accontentati, avviando i lavori a metà dello scorso mese nelle vie Salvemini, De Nicola, Banoni e Bonomi. L'amministrazione comunale ha compiuto un primo sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori. La logica principale è andare a sanare quelle che sono le criticità maggiori, dove ci sono problemi reali sia nel percorrere marciapiedi che sono ammalorati e mai mantenuti di troppi anni, a risolvere quelli che sono i problemi legati al piano PEBA, quindi andare a creare nuovi scivoli di discesa per i disabili piuttosto che innalzare le fermate degli autobus per permettere un accesso più agevole. Vengono rifatti completamente in alcuni casi anche il massetto, se non solo lo strato di bitume, creati nuovi abbassamenti dove serve e dove non c'erano o andando a sistemare e rialzare quelli che sono i marciapiedi in prossimità delle fermate degli autobus. Sono interventi tecnici mirati su alcuni tratti, non è un intervento massivo ma un intervento mirato per andare a sanare le criticità maggiori. Interventi coordinati anche con i gestori di altre infrastrutture, onde evitare nuovi scavi a breve. 150.000 euro l'investimento complessivo effettuato, che finanzia la prosecuzione dei cantieri anche in altre zone limitrofe alla Riviera Berica. Abbiamo fatto un grossissimo lavoro negli ultimi 18 mesi per coordinarci con le partecipate, quindi MCPS, Sarvi, Acqua, in modo da fare interventi mirati in quartiere della Riviera Berica. Perché? Perché necessitava da troppi anni di interventi, li abbiamo coordinati, così coordinandoci siamo riusciti a fare anche manti stradali nuovi, nuovi marciapiedi, nuovi tratti di illuminazione pubblica che adesso subiscono poi anche l'ulteriore modifica con i corpi illuminanti, quindi andiamo a sanare il più possibile un quartiere che aveva bisogno di risposte da molti anni.